Cosa succede in questo incontro? Le due signore, una molto giovane e l'altra molto anziana, si parlano, dice, per più di un'ora e mezza, viene descritta questa signora tra l'altro con questo scialle bianco, molto dignitosa, e la figlia di Fitzroy, ovviamente molto orgogliosa di suo padre, racconta a Nora Barlow un sacco di cose sulla figura paterna, gli dice che la regina Vittoria, quando voleva andare in vacanza sulle isole della Manica, chiamava Fitzroy per farsi dare le previsioni del tempo della settimana a venire, molto orgogliosa. E Nora Barlow dice in questo appunto come si conviene a due donne vittoriane e alla tipica ipocrisia delle donne vittoriane. Per un'ora e un quarto abbiamo toccato tutti gli argomenti tranne quelli sui quali ci saremmo trovati in conflitto. Poi però Nora Barlow prende il coraggio a due mani e gli fa la domanda. Le fa la domanda, quella che aveva lì in gola fin dall'inizio, no? E le chiede, ma signora, guardi, ma dovesse proprio essere sincera, ma lei cosa pensa di mio nonno dopo tutto questo tempo? E la signora dice, si è irrigidita per un momento e poi gli ha dato una risposta, ed è una risposta fantastica. La signora gli ha detto, guardi, suo nonno è stato un grand'uomo, è stato un uomo che ha fatto grande la scienza d'Inghilterra, dice Laura Fitzroy. E aggiunge la signora, dice, hanno fatto bene a seppellirlo a Westminster, accanto ai grandi padri della patria, vicino a Isaac Newton, no? Darwin è sepolto a 20 passi da Newton, vicino a John Herschel, ai grandi padri della scienza inglese. Hanno fatto bene, se l'è meritato, perché ha fatto grande il nostro paese. Però, dice la signora, su una cosa ha esagerato. Allora Nora Barlow ovviamente dice, ma cos'è? Dov'è che ha esagerato? Eh sì, guardi, suo nonno ha oltrepassato il segno su una cosa soltanto, che non si è limitato a dirci come si trasformano le specie nella natura, non si è limitato a descriverci come avviene la storia naturale, ha voluto anche aggiungere che in base a questa descrizione risulta evidente che in questa storia naturale non c'è stata nessuna direzione, non c'è stata nessuna provvidenza, cioè l'esito attuale che vediamo oggi non era l'unico possibile, non era l'unico necessario, ce n'erano tanti altri possibili. Ed è una risposta fantastica, molto bella, molto precisa. Praticamente la signora cosa sta dicendo? Sta dicendo che se si fosse limitato soltanto a darci una descrizione scientifica, benissimo, ma ha voluto aggiungere dell'altro, cioè che non c'è finalità nella natura. E se non c'è finalità nella natura, questo mette in discussione alcune idee, non tutte, che noi ci siamo fatti nel passato rispetto alla natura e a come va il mondo, al fatto che tutto sia scritto fin dall'inizio, al fatto che siamo arrivati qui in virtù di una logica, di una necessità che doveva portarci per forza qui. Allora, Laura Fitzroy ha dato questa risposta. In tutto il libro io in sostanza cerco di rispondere a questa domanda, cioè Laura Fitzroy ha ragione? È vero che è successo questo? È vero che Darwin ha oltrepassato il segno in questo senso? E mi do due tipi di risposte, per farla breve. Una è di tipo storico, ovviamente, cioè sono andato a rivedere, non è tanto descritta in questo libro, è molto di più la seconda, però ve la racconto per farvi capire l'antefatto. Cioè, noi andiamo a vedere, se noi andiamo a vedere i testi che Darwin scrive e che lo portano a fare la grande scoperta, una rivoluzione scientifica della teoria evoluzionistica, beh, Laura Fitzroy ha perfettamente ragione, perché questo è esattamente il punto che ha angosciato lo stesso Darwin quando ha fatto la sua scoperta. Ed è la ragione fondamentale, anche se non l'unica, per la quale poi lui la tiene segreta per più di 20 anni. E questo è il punto che vi dicevo prima legato ai taccuini. Torno brevemente sui taccuini per farvi capire cosa sono, perché sono veramente un testo eccezionale. Immaginatevi la scena. Darwin è stato in giro 5 anni, con quel signore che vi ho descritto prima, torna nel 1936 e cosa fa? Fa una cosa intelligente. Lui non ha nessuna esperienza, non è niente, ripeto, ha alle spalle 2 corsi di studi, ma proprio finiti a stento, però adesso ha per le mani un tesoro, perché ha raccolto una quantità di reperti in tutto il mondo, cosa che nessun altro, praticamente prima, tranne forse Alexander von Humboldt o pochi altri, avevano fatto. Fa una cosa intelligente perché meticolosamente divide questi reperti e li consegna ai migliori esperti dell'epoca. Prende tutti gli uccelli, per esempio, e li dà al più grande ornitologo inglese, che si chiamava John Gould,
che non è imparentato col mu che vi ho detto prima, una coincidenza. I mammiferi li dà a Whitehouse, i pesci li dà un altro, tutti i fossili li dà a Richard Owen, che era il più grande anatomista, il più grande esperto di fossili inglese, tutte autorità della scienza inglese. E questi cosa fanno? Fanno il loro mestiere, osservano quello che lui ha portato a casa e glielo restituiscono commentandolo. E qua succede una cosa interessante che abbiamo scoperto in questi taccuini, che Darwin fa gran parte delle sue scoperte grazie a queste osservazioni che gli altri fanno al suo ritorno. E questa è una cosa interessante perché la scoperta scientifica, questo è un messaggio secondo me importante, non è mai una storia romantica di un genio solitario che capisce le cose. È quasi sempre una storia sociale, è un'impresa intersoggettiva. E lui riesce a capire quello che ha visto attraverso gli occhi degli altri. Faccio un esempio semplice. Lui quando è alle Galapagos, le famose Galapagos che tutti abbiamo studiato a scuola, fringuelli, iguane, tartarughe, eccetera. Lui non ha capito assolutamente l'evoluzione, quindi quella cosa che ci hanno raccontato a scuola è che lui arriva alle Galapagos e capisce l'evoluzione non esiste assolutamente. Lui arriva lì, osserva, tra l'altro non gli piacciono per niente, sta lì solo 5 settimane, mal di mare a tutto spiano, va da un'isola all'altra, lì ci sono le correnti terrificanti, non vede l'ora di andarsene, fa una serie di osservazioni, però anche lì preciso, mette tutto nelle casse, poi le studierà dopo. I fringuelli famosi, e questa è la prova provata che lui non aveva capito l'evoluzione, li mette in una cassa unica, tutti alla rinfusa, senza segnalare l'isola di provenienza, che invece era l'unica cosa intelligente da fare, perché il dato fondamentale lì era associare una forma biologica, un certo tipo di fringuello, all'isola in cui l'aveva preso. Invece lui li mette tutti alla rinfusa, e questa è la dimostrazione che lui quando è lì non ha assolutamente idea di quello che sta vedendo. C'è per esempio il capo della guarnigione inglese delle Galapagos che al bar, mentre stanno per ripartire, gli fa lo sbruffone e gli dice: ma lo sai che io, se mi fai vedere una tartaruga, ti so dire con un colpo d'occhio da quale isola viene? E lui gli dice: ma perché? È perché io osservo il carapace, lo scudo che c'è sopra, e ti so dire dalla forma da quale isola viene. In pratica quel militare lì gli sta dando un indizio fondamentale che lui non capisce. Lo annota, però non lo interpreta. Invece quella era la prima cosa fondamentale da notare. I fringuelli li porta a casa e quando arriva a casa li dà all'ornitologo, a John Gould, che gli restituisce. Ed è molto bello il momento in cui gli restituisce, che è raccontato nei taccuini, perché questo John Gould gli dice: ma scusa, ma dove sei stato tu? Dice: perché? È perché mi hai portato a casa una cassa con 13 specie di fringuelli. Dove sei stato? Sono stato alle Galapagos, l'ho trovati lì. Ah, allora fammi capire, gli dice quell'altro. Cos'è che hai visto alle Galapagos? E allora iniziano, dice no, 13 specie, guarda caso le isole sono 14. Allora cerchiamo di capire, non è che per caso ciascuna specie viene a ciascuna isola? E da lì, da quell'indizio a posteriori, lui capisce quello che aveva visto davvero alle Galapagos, solo quando è tornato e solo grazie agli occhi di qualcun altro. E questo succede con gran parte degli indizi che lo portano a fare la scoperta. E i taccuini, voi vedete, giorno per giorno, perché poi lui è molto meticoloso, si segna la data, l'ora in cui prende un appunto, pieno di disordine perché sono come le Moleskine che fanno ancora i nostri ragazzi a scuola, quindi un giorno c'è scritto che è andato da una certa parte, è andato a fare la spesa, ha incontrato il tale, il talaltro, sono pieni di riferimenti privati, però poi se tu li leggi bene a un certo punto, sai che però quella cosa lì dei fringuelli potrebbe voler dire questo, e butta lì un pensiero. E poi ne butta lì un altro, e poi un altro, e tu praticamente, leggendo questi taccuini segreti, fai il viaggio mentale che lui ha fatto. Quello di prima era un viaggio fisico in giro per il mondo, questo è tutto un viaggio mentale, in cui lui dialoga con se stesso continuamente e dice: ah, allora forse ho capito questo, no, però stai a vedere che è tutto un dialogo interiore ed è un processo di scoperta che si vede mentre succede, che è una cosa rarissima nella scienza, cosa non succede quasi mai. Perché purtroppo gli scienziati molto spesso nella storia della scienza hanno buttato via gli appunti di laboratorio, no? Gli appunti in cui tu vedi come sono arrivati alle idee. E secondo me questo è fondamentale, perché invece la scienza va vista proprio da quel punto di vista. La scienza, se tu la racconti per quello che ha prodotto, alla fine, non è molto interessante, perché diventa un catalogo di cose scoperte, capite.
La scienza è interessante se vedi come ci si è arrivati a quelle idee, se tu studi il processo di scoperta. Anche per i ragazzi è molto più efficace raccontargli il processo che porta alla scoperta di una teoria, che non la teoria fatta e finita, già pronta. E infatti nella storia della scienza spesso gli scienziati ci hanno raccontato le loro scoperte a posteriori. Ecco, non fidatevi mai di quei racconti. Darwin stesso ha scritto un'autobiografia da vecchio, la consegna al figlio e racconta la sua vita. Ricostruisce il percorso di scoperta in un modo completamente diverso da come è andato realmente, pensando di tenere segreti i suoi taccuini. Si definisce in un certo modo perché addomestica la storia. Quindi quando tu racconti la storia a posteriori, quando sei un grande scienziato, sei già famoso, hai già fatto la tua scoperta, tutti gli scienziati tendono a semplificare un po' la storia, a raccontartela con il senno di poi. Ecco perché questi taccuini sono così preziosi, perché invece vedi mentre succede, in presa diretta, in un testo segreto, quello che è successo veramente nella sua testa. E quindi osservi gli errori, i cambiamenti di idee, i vicoli ciechi, la sua grande capacità analitica, era un grande osservatore, però era anche molto analogico. In un sacco di punti dice, ah, ho capito questa cosa che vale qui per questi fenomeni, vediamo se vale anche da quest'altra parte, no? Questi ponti che lui lanciava continuamente. Era tra l'altro uno scienziato del tutto indifferente agli steccati disciplinari, non gliene fregava niente se si stava occupando di botanica, di zoologia, di geologia, di paleontologia, metteva insieme tutto e questo è stato uno dei suoi segreti, perché la teoria evoluzionistica è una teoria molto eterogenea come dati e ha bisogno di uno sguardo esattamente di questo tipo. La faccio breve, cosa succede in questi taccuini? Ci sono due passaggi cruciali. Lui inizia tutto questo percorso, lavora sul tempo e sullo spazio, quindi sulle somiglianze tra animali estinti e animali viventi, che lo incuriosiscono molto, l'estinzione, e sulle parentele tra animali viventi oggi, esistenti oggi, ma che abitano in territori diversi, come appunto i fringuelli su isole diverse, i Nandù. I Nandù è un'altra storia interessante perché questa è una scoperta che lui capisce dopo anche questa. Lui era in Patagonia e i gauchos lo stavano portando in giro, no? Stavano facendo vedere la pampa. E a un certo punto attraversano il Rio Negro, che è un confine naturale molto importante in quelle zone, e vanno da nord a sud. Attraversano il fiume, vanno a sud, fanno l'accampamento la sera e i gauchos, come al solito, per cena Nandù o armadilli. La cosa interessante è che Darwin si è mangiato praticamente le prove fondamentali dell'evoluzione a cena, quasi tutte. Iguane, armadilli, Nandù erano le cene del viaggio sostanzialmente. Lui ce l'aveva lì per cena le prove dell'evoluzione, ma le capite dopo, se le mangiate. E lui fa una domanda molto banale, dice al gauchos, ma come mai da quando abbiamo attraversato il fiume cacciate soltanto dei cuccioli? Perché aveva notato che dal fiume in giù per cena si mangiavano dei Nandù piccolini, mentre prima i Nandù erano molto più grossi. E il gaucho, ingenuamente, gli dice la verità, dice no, guardi, dal fiume in giù sono tutti piccoli, dal fiume in su sono tutti grandi e non si mescolano mai. Ecco, anche questa, detta così, è un indizio fondamentale dell'evoluzione, perché è una barriera fisica che separa due popolazioni molto somiglianti, perché sono molto simili, solo cambiano le dimensioni e poco altro, però le due popolazioni biologiche sono completamente distinte, non si accoppiano mai. Questa idea che un confine fisico, un fiume, determina un confine riproduttivo è praticamente l'indizio fondamentale per capire come nascono le specie, ancora oggi. E lui ce l'ha lì, lo sente per caso in quel modo. Bene, lui mette insieme tutti questi indizi e dopo un anno circa, siamo nel 37, luglio del 37, a metà luglio sta scrivendo di tutt'altro e un bel giorno si sveglia la mattina, a metà del mese, e scrive I think, io penso che, e per la prima volta, anziché dire a se stesso quello che sta pensando, lo disegna e fa un disegno che è diventato famosissimo, dove si vede I think e sotto c'è l'albero della vita. Si vede proprio una forma a diagramma che lui chiama Tree of Life, l'albero della vita, e c'è l'antenato comune, poi ci sono i ramoscelli che si separano, alcuni ramoscelli si interrompono, altri vanno avanti e producono nuovi ramoscelli. E poi sotto dice, se ho capito bene, d'ora in poi il mestiere dei naturalisti è quello di comparare tra di loro due animali, cioè due ramoscelli,
e vedere quanto sono imparentati tra di loro. Se sono molto diversi, vorrà dire che il loro antenato comune è molto vecchio. Se sono molto simili, vuol dire che il loro antenato comune è molto giovane. È praticamente in una pagina l'intera descrizione della teoria evoluzionistica. C'è dentro l'antenato comune, quindi discendenza comune, la speciazione, l'estinzione, la moltiplicazione delle specie, c'è tutto, tutta la descrizione. In un momento, quello è veramente un momento topico, perché lì c'è per la prima volta un uomo da solo, da solo ma con l'aiuto di tutti quei sistemi che vi ho detto prima, riesce a capire questa cosa. Però qua succede, così vengo alla risposta di Laura Fitzroy, qua succede una cosa interessante, perché lui capisce di aver capito. Anche questo può sembrare una banalità, invece nella scoperta scientifica è fondamentale, non basta aver scoperto una cosa, devi capire cosa hai scoperto e che implicazioni ha.